queste realtà, province, aree vaste, chiamiamole come vogliono, come vogliamo, devono avere quel minimo di risorse, pur in una logica di rigore, per poter dare questi servizi essenziali. Se è così, io ci resto come Presidente e farò la mia parte per contribuire anche al risanamento del debito del Paese. Se non è così, tanti saluti. Servizio di Filippo Fois. Nicola Finco. Dico semplicemente che Achille Varianti si deve vergognare per la doppia faccia che ha. Uno, perché parla di Tribunale di Bassano, abbiamo fatto 4-5 manifestazioni a sostegno del Tribunale di Bassano, non ho mai visto una volta il sindaco Variati a venire a presenziare ad una di queste manifestazioni. Inoltre a tutte queste manifestazioni non ho mai visto nessun esponente del Partito Democratico, che governavano sia con Monti, sia con Letta e oggi con Renzi. Se vogliono salvare il Tribunale di Bassano lo possono fare domani mattina, perché basta fare un decreto. La Rosanna Filippini, l'ex segretaria del Partito Democratico, l'aveva promesso in campagna elettorale che in caso di vittoria una delle prime cose che doveva fare il Consiglio dei Ministri era il salvataggio del Tribunale di Bassano. È passato 1 anno e mezzo e i risultati non ne abbiamo assolutamente visti. Ha fatto appatti con il diavolo per diventare il Presidente della provincia di Vicenza, perché ha fatto accordi con destra, con sinistra, con centristi, con democristiani, con di tutto e di più, pur di diventare Presidente di provincia. Adesso è diventato Presidente di provincia e si lamenta perché la provincia non ha i fondi, ma sapeva benissimo che situazione si trovava in provincia, perché niente, lo sapevano tutti qual era la situazione. Adesso che si trova con le richieste pressanti dei sindaci per quel che riguarda la viabilità, il piano neve, le opere di difesa idrogeologica, gli istituti superiori da mettere a norma, allora adesso si lamenta, però sentire, se uno non lo conosce dice questo qua è un bravo esponente di centrodestra, però peccato che questo da sempre rappresenti il centro-sinistra, governa la provincia, governa il comune, e però ha il coraggio di lamentarsi continuamente. Forse dovrebbe chiedere il numero di Matteo Renzi e dei parlamentari per chiedergli cosa stanno facendo per salvare sia il Tribunale di Bassano, ma soprattutto cosa stanno facendo per garantire vita alle province, perché questo